Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci sono anche i beni dell'ex consigliere regionale alla Rupa nel maxi sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Catanzaro nel mirino delle Fiamme Gialle, il patrimonio di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata calabrese. Il sindaco di Riace non più ai domiciliari ma dovrà risiedere fuori dalla città, le reazioni della gente. Dopo 7 mesi i medici si accorgono che la paziente, dopo aver partorito il quarto figlio, aveva un ammasso di garza dimenticato dopo il parto. 1500 cardiologi hanno seguito a Milano, collegati in videoconferenza, 2 interventi realizzati all'Annunziata di Cosenza da medici che lavorano nel centro di emodinamica dell'ospedale Bruzio. È trascorsa una settimana dal giorno in cui è scomparso il 26enne di Filandari. Al momento nessuna novità, solo ipotesi. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, maxi sequestro di beni nell'Amitino, nel mirino delle Fiamme Gialle, il patrimonio di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, e tra i beni sequestrati anche quelli dell'ex consigliere regionale Franco La Rupa. Eccoli i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro mentre appongono i sigilli ad alcuni beni patrimoniali, fra questi 34 fabbricati, 9 attività imprenditoriali, 16 appartamenti, 2 ville lussuose, 40 terreni e 22 veicoli appartenenti a 16 tra esponenti di spicco, organici e contigui alle cosche di 'ndrangheta dei Gerra Torcasio Gualtieri e dei Giampati Lamezia Terme, Gallace Gallelli di Guardavalle, Anello di Filadelfia, e nei confronti di Franco La Rupa, condannato per scambio elettorale politico mafioso. Le indagini condotte dagli investigatori delle Fiamme Gialle, coordinate dal procuratore Gratteri e dagli aggiunti Luberto e Capo Molla, hanno consentito di ricostruire un notevole complesso patrimoniale, il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. In particolare i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del GICO di Catanzaro hanno eseguito 4 distinti provvedimenti, uno dei quali ha riguardato l'ex sindaco di Amantea La Rupa, al quale sono stati sequestrati il 50% della struttura immobiliare in precedenza adibita alla casa di cura Papa Giovanni XXIII di Serradaiello, una lussuosa villa ubicata ad Amantea, un bar anch'esso ad Amantea nei pressi del polo scolastico, una grossa azienda agricola con sede a Cleto, 11 fabbricati dislocati ad Amantea ad altri 2 a Cleto, 32 terreni agricoli, tutti siti nel comprensorio di Cleto, 3 autoveicoli di cui uno di lusso, 2 polizze assicurative e diversi rapporti bancari e finanziari, il tutto per un valore complessivo stimato in oltre 9 milioni di euro. Sarebbero in tutto 14 milioni di euro sequestrati anche a Luigi Trovato, ritenuto contiguo alla cosca di 'ndrangheta Giampati Lamezia, Domenico Riglia di Guardavalle e Francesco Mallamace di Vibo. Eseguiti anche 2 provvedimenti di prevenzione riguardanti complessivamente 13 fra capi ed esponenti di spicco della cosca Cerra Torcasio Gualtieri di Lamezia, e specificatamente nei confronti dei capi storici e carismatici Nino e Teresina Cerra, condannati in via definitiva nell'operazione Chimera. Le attività di aggressione patrimoniale coordinate e dirette dalla Procura di Catanzaro sono finalizzate all'individuazione e all'apprensione di patrimoni illeciti conseguiti mediante i proventi delle svariate attività criminali eseguite in modo coordinato dai reparti della Guardia di Finanza operanti nel distretto di Catanzaro con l'ausilio dello Scico di Roma. Abbiamo pensato che era importante far sapere alla collettività, far sapere ai calabresi che ci stiamo attrezzando anche sulle misure di prevenzione. Noi siamo riusciti in procura a costituire un ufficio misure di prevenzione, a coinvolgere sul piano lavorativo anche per le misure di prevenzione i componenti della Procura ordinaria, e quindi ora tutti i colleghi della Procura di Catanzaro fanno misure di prevenzione. Ad esempio in questo caso come Procura ordinaria c'era il collega Mandolfino, un giovane magistrato bravissimo, preparatissimo, che ha giurato, ha preso servizio il 2 novembre dello scorso anno qui alla Procura di Catanzaro, e già ha scritto, ha costruito una misura di prevenzione, come ovviamente procedimento cointestato col dottore Falvo e col dottore Romano.
Era importante anche farla qui alla Guardia di Finanza, si tratta appunto di 4 provvedimenti, tutti e 4 fatti con la Finanza, perché bisognava sottolineare il lavoro, il sacrificio che la Guardia di Finanza ha fatto destinando un buon numero di finanzieri, ma soprattutto specializzati in questo, alla caccia dei patrimoni illeciti, dei patrimoni di mafiosi, quindi bisognava dare atto della loro bravura, della loro serietà e dedizione. Non abbiamo scoperto niente di nuovo rispetto al passato, abbiamo sempre saputo che molte persone vivevano una vita al di sopra delle righe, sicuramente al di sopra delle loro possibilità economiche dichiarate. Cosa è cambiato rispetto al passato? Sono cambiate le possibilità che abbiamo noi, gli strumenti che abbiamo noi, che oggi ci consentono di incrociare dei dati sempre in maniera più capillare, in maniera tale da avere dei dettagli specifici sulla vita comportamentale, sulla vita invece dichiarata, e laddove vi siano delle difformità importanti, come nella fattispecie, procedere ai sequestri. Mimmo Lucano ha lasciato Riace, non è più ai domiciliari, ma i giudici del riesame hanno imposto il divieto di dimora. Riace oggi è semideserto, ci sono più giornalisti che abitanti per le vie, non si sa dove sia finito Mimmo Lucano, che ha anche diritto alla sua privacy naturalmente e a meditare magari su quello che gli è accaduto. Abbiamo parlato con la gente e tutti sono praticamente concordi nel dire che questa misura dell'allontanamento dalla sua Riace alla fine forse è peggio ancora degli arresti domiciliari. Io trovo gravissimo questo provvedimento, sa perché? Il provvedimento di esiliare una persona dal posto dove è nato nella storia ci ricorda i mafiosi, perché è il provvedimento che già dal tempo del fascismo si prendeva nei confronti dei mafiosi, cacciarli dal luogo di residenza. Dove sta suo figlio adesso? Non lo so, sul serio glielo dico, sul serio, mi deve credere. Non lo so. Ma che cosa le ha detto ieri sera quando è arrivata la notizia? Ma niente, perché c'era una massa di gente lì, mi ha abbracciato, io mi sono messo a piangere, quindi praticamente niente, mi ha abbracciato e mi sono commosso. Le dico la pure chiara verità. Non lo so dov'è. Che senso c'ha? Cioè mandarlo via da Riace, il paese dove uno è nato, dove ha fatto del bene e tutto, che serve adesso che magari lo mandano a 10 km, a 100 km, lo lasciavano qua, non è che ha ammazzato nessuno. Ha ammazzato nessuno, anzi ha fatto solo del bene, cioè che servono tutta questa politica, che stanno facendo solo politica per una persona che ha fatto del bene. Adesso la cosa importante è impegnarsi perché il modello Riace sopravviva nelle sue, diciamo, per come è nato e perché possa prevalere sull'altro modello che in Italia sta prendendo strada, è quel modello Lodi. Noi al modello Lodi vorremmo opporre il modello Riace. Vorrei che questo sentimento di solidarietà, di umanità, perché è la cosa più importante, che si diffonde. Riavvolgiamo il nastro e rivediamo le sequenze della giornata, l'ennesima, pesante e complicata, vissuta dal sindaco di Riace. In mattinata a Reggio per il riesame, l'uscita dal tribunale assediata dai giornalisti. Lucano ha risposto a tutti con piglio deciso e fermo nell'affermare che il modello Riace non può e non verrà scalfito dalle inchieste giudiziarie. Riace anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso. Il primo cittadino ha ricordato che la vicenda dell'attenzione verso il luogo simbolo dell'accoglienza ha origini che toccano la vecchia esperienza di governo del centrosinistra. Parla dell'interlocuzione con il prefetto di Reggio e del flusso di migranti che lo Stato ha destinato a Riace, mentre discute, argomenta e spiega davanti a microfoni, telecamere e taccuini. Arriva la decisione del tribunale. Revoca dei domiciliari, ma divieto di dimora nella città che nel frattempo è diventata la più popolare della Calabria. Cala il silenzio, ma sale la tensione. A Reggio in 600 manifestano per lui e per gli uomini e le donne che ha accolto nella sua Riace. In serata Lucano lancia una stoccata pesante, definendo la decisione assunta un atto politico
Si dice amareggiato e urla al mondo intero: non sono un criminale. Fine della storia? No, ci saranno, crediamo, ancora tanti altri capitoli da scrivere, mentre il sindaco De Magistris offre ospitalità nella città partenopea al sindaco lucano. CGIL, CISL e UIL, nel dichiararsi al fianco della magistratura, auspicano che il sindaco di Riace possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati, ma nel contempo si dicono preoccupati per la possibilità che possa essere smontato un modello che umanamente e socialmente è stato indiscutibilmente virtuoso. E adesso una storia che arriva da Polistena, dove una donna, dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio, per oltre 6 mesi, pensate, ha vissuto con delle garze nell'addome che erano state dimenticate dai medici. Una di quelle storie che ti lascia basito, sgomento. Si tratta dell'ennesimo caso di malasanità che tocca questa volta l'ospedale di Polistena e il reparto di ginecologia. Una donna di 43 anni di Palmi, Daniela Scarlata, per oltre 6 mesi ha vissuto con delle garze dimenticate dai medici nell'addome dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio. La notizia è emersa dai social, tutto è iniziato lo scorso 8 marzo. Quel giorno la 43enne era stata ricoverata nel reparto di ostetricia del Santa Maria degli Ungheresi perché al termine dei 9 mesi di gravidanza. Quando la signora Palmese è tornata a casa è iniziato il calvario. Sono iniziate delle fitte fortissime all'addome che aumentavano di giorno in giorno. Ci siamo rivolti al medico di famiglia, racconta il marito, che le ha prescritto degli antidolorifici ma che non hanno sortito nessun effetto. A quel punto è stata portata al punto di primo intervento di Palmi, dove un medico, spiega ancora il marito, ha capito che c'era qualcosa di strano, ma non avendo gli strumenti per fare analisi più approfondite ci ha inviato a Polistena. I medici a questo punto capiscono il grave problema e decidono di operarla d'urgenza per togliere quel corpo estraneo dall'addome. L'operazione è andata bene, ha spiegato il marito. Per 18 giorni è stata sottoposta a una cura di antibiotici ed è stata dimessa. Il giorno dopo però il quadro clinico si è complicato di nuovo, aveva 39,5 di febbre, ha proseguito il marito. Ho chiamato il chirurgo, spiega, che mi ha detto di tornare immediatamente in ospedale. Nuova operazione per asportare un pezzo di intestino infettato dalla presenza per 7 mesi di quella garza nell'addome. L'odissea della signora Scarlato purtroppo ancora non è finita. Daniela è ancora in terapia intensiva e la situazione è lontana dall'essere risolta. A questo punto sono scattate le denunce dell'avvocato di famiglia. La procura di Palmi avrebbe iscritto nel registro degli indagati 8 medici, anche se l'inchiesta sarebbe destinata ad allargarsi, e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e delle garze estratte dal corpo della donna. Una notizia di buona sanità adesso che arriva da Cosenza, dove 1500 cardiologi hanno seguito da Milano in videoconferenza 2 interventi realizzati all'Annunziata dai sanitari del centro di emodinamica dell'ospedale Bruzio. Sentiamolo, Salva Baldino. L'Annunziata di Cosenza fa scuola in Italia. Questa mattina in diretta satellitare 1500 cardiologi hanno seguito da Milano 2 interventi innovativi. Uno che riguarda l'impianto di uno stent particolare in pazienti con coronarie molto ectasiche, molto grosse, molto grandi, ed è uno stent, a differenza di quelli comunemente usati, si chiama self-opposing stent, e quindi che si va ad adattare alla parete del vaso. L'altro caso invece riguarda anche uno stent di nuova generazione che si impianta in quei pazienti che per diversi motivi sono cosiddetti ad alto rischio di sanguinamento. Piantando questo dispositivo noi riusciamo a ridurre al minimo la terapia antitrombotica, 1 mese, 2 mesi massimo. L'emodinamica dell'ospedale Bruzio, selezionato dal Consiglio direttivo e dal Comitato Scientifico della Società di Cardiologia Interventistica per il 39° Congresso Nazionale. A noi ha fatto molto piacere questo invito, non era mai successo, e quindi vuol dire che diciamo, negli anni abbiamo lavorato bene. E quindi grazie a tutto il gruppo, sono commosso veramente. Operazione complessa perché i pazienti presentavano quelle che i sanitari chiamano criticità cliniche, insomma casi difficili, interventi riusciti. A Cosenza manca cardiochirurgia. Per quanto riguarda la cardiochirurgia, sì, sarebbe un fiore all'occhiello aggiuntivo, però ormai la maggior parte degli interventi viene fatta in maniera percutanea, per cui riusciamo a dare risposte concrete ai nostri cittadini.
Stamattina abbiamo visitato in anteprima la terza sala angiografica a costo 750.000 euro, un salto di qualità per la sanità del territorio. Già dalla prossima settimana la sala sarà consegnata ai cardiologi, quindi si potrà utilizzare. È importantissima perché con la terza sala l'ospedale Hub Annunziata raggiunge un livello di sicurezza tale da poterlo annotare tra i grossi ospedali d'Italia. Avere 3 sale di angioplastica che significa? Significa che tutte le emergenze e urgenze l'Annunziata li potrà garantire. Finanziati altri 4 porti regionali, il vicepresidente Russo ha incontrato i rappresentanti dei comuni di Belvedere, Amantea, Scilla e Tropea per la stipula delle convenzioni. Amantea, Belvedere, Scilla e Tropea sono gli altri 4 porti regionali finanziati alla Regione che ha deliberato lo scorrimento della graduatoria. Il vicepresidente Russo ha incontrato i rappresentanti dei 4 comuni per la stipula delle convenzioni. Nei mesi scorsi era già stata approvata la graduatoria delle domande di partecipazione al bando che metteva a disposizione 21 milioni di euro ed erano stati ammessi al finanziamento i progetti dei comuni di Isola Caporizzuto, Rocella Ionica, Cirommarina e Cetraro. Il vicepresidente Russo ha sottolineato l'impegno che si sono assunti il presidente Oliverio e la giunta regionale nel voler finanziare ulteriormente questo bando, completando la graduatoria, ma i comuni sono chiamati a produrre i risultati. La Calabria, ha detto, non può permettersi di non utilizzare al meglio le risorse programmate e finanziate. Russo ha segnalato poi 3 punti fondamentali: rispettare i cronoprogrammi da parte dei comuni per la realizzazione degli interventi, i vincoli temporali fissati sono ineludibili, pena il definanziamento, puntare alla realizzazione di progetti di grande qualità e lavorare insieme per avere altre risorse da utilizzare per interventi condivisi su tutti i porti turistici. Gli investimenti nei porti, ha sottolineato ancora il vicepresidente Russo, sono strategici perché intervengono subito durante la loro realizzazione nel settore delle costruzioni, facendo crescere anche in qualità. Sono cruciali quando, dopo essere realizzati, vengono messi in esercizio perché aumentano sicurezza ed efficienza delle infrastrutture portuali, generando occupazione diretta nei porti, indiretta con artigiani e piccole e medie imprese collegate alla portualità e alla nautica e indotta con i settori che vanno dalla ristorazione al commercio. Torniamo alla cronaca, ancora nessuna notizia di Francesco Vangeli, il 26enne di Filandari scomparso una settimana fa. Ancora nessuna notizia di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari, scomparso nel nulla ormai da 6 giorni. La cui auto è stata ritrovata bruciata nel territorio comunale di Dinami, nei pressi dello svincolo autostradale di Mileto. Le ricerche dei carabinieri proseguono senza sosta, ma del ragazzo nessuna traccia. Come si ricorderà, il giovane si è allontanato la sera del 10 ottobre scorso, dicendo ai familiari di avere un appuntamento per una cena non si sa esattamente con chi, e da quel momento non è più rientrato a casa. È uscito intorno alle 22 ed il suo cellulare ha smesso di essere acceso intorno a mezzanotte. Da quel momento nessuna notizia, nessun contatto, al punto che la mattina successiva i genitori si sono rivolti alle forze dell'ordine denunciandone la scomparsa. Si cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti di Francesco Vangeli, scandagliando la zona anche con l'ausilio dei cani molecolari. Al vaglio degli inquirenti anche le celle di tabulati telefonici, essendo ormai confermata la teoria che non si sia trattato di un allontanamento volontario. Le indagini si concentrano sulla vita privata di Francesco Vangeli per capire cosa sia potuto accadere ad una persona per bene, dedita al lavoro, impegnata nell'attività di famiglia che si occupa della lavorazione del ferro, lontano e completamente estraneo agli ambienti criminali. Insomma, il classico bravo ragazzo. Si ipotizza una relazione sentimentale che potrebbe aver dato fastidio a qualcuno al punto da armare una mano assassina, una relazione pericolosa giunta ad una svolta inattesa, una relazione che probabilmente viveva un momento delicato. Le indagini dei carabinieri di Vibo Valentia procedono attraverso interrogatori di persone informate sui fatti e in qualche modo sospettati. Incidente nel pomeriggio di oggi a Tarsia, nel Cosentino. Un giovane ciclista è stato investito da un'auto. Si tratta di un 13enne trasportato in eliambulanza all'Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la bici, pare per un problema ai freni, ha impattato contro una Volkswagen condotta da un 62enne. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
21 lavoratori impiegati in nero nelle attività di ristorazione, vendita al minuto di cibi freschi e in edilizia sono stati scoperti dagli uomini del gruppo di Sibari della Guardia di Finanza nei comuni di Cassano allo Ionio, Monte Giordano e Corigliano Calabro. Le 3 aziende irregolari controllate, alle quali sarà applicata una sanzione pecuniaria, sono state diffidate, così come prevedono le norme vigenti, alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate entro i previsti termini e i lavoratori in nero dovranno essere assunti per almeno 3 mesi. Avrebbe percepito indebitamente una pensione INPS dal 2015 al 2018, pur risiedendo stabilmente in Argentina. Una persona è stata denunciata dagli uomini della Guardia di Finanza di Tropea con l'accusa di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La persona, secondo quanto accertato dai finanzieri, lungi dall'essere residente in Italia, vi faceva ritorno solo per trascorrere brevi periodi e quindi non era in possesso dei requisiti previsti per intascare l'assegno. Secondo i finanzieri di Tropea avrebbe percepito dall'INPS circa 30.000 euro, somma per il recupero della quale sono state avviate le necessarie procedure. Da 30 anni i sapori orientali provenienti dalla Cina nel ristorante di Gino soddisfano il palato dei rendesi e cosentini, ma non solo. Grande festa per l'anniversario, a brindare insieme all'imprenditore, oltre alla sua famiglia, esponenti politici, autorità militari e civili del territorio. Dal pesce crudo alle zuppe, una cena a base delle tipicità della cucina estremo orientale per un compleanno che sicuramente sarà da ricordare. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Cosenza e Crotone si preparano ad affrontare le sfide del sabato. I lupi, oggi scatenati in amichevole con la Morrone, attendono il Foggia in un San Vito Marulla ancora più rifinito. Il Crotone invece si allena in vista della gara con il Padova. Sentiamo. 13 gol nel test congiunto con la Morrone. Il Cosenza dimostra tutta la sua voglia di tornare in campo e nei 2 tempi giocati sul sintetico da Popil Bianco, nonostante l'assenza del bomber Maniero, rimasto al Marulla ad allenarsi a parte, manda in rete ben 11 giocatori diversi, da Baclé al capitano Corsi, passando alle doppiette di Anastasio, Baez e del giovane Sueva. Il tecnico Braglia completa la fase di avvicinamento alla gara con il Foggia di sabato alle ore 15, provando 2 formazioni tipo senza forzare gli elementi che nelle ultime settimane hanno accusato qualche acciacco. Intanto anche il Marulla si prepara ad ospitare la sfida con i Satanelli. La pausa del campionato ha fatto crescere nei tifosi il desiderio di vedere i progressi dei lupi e ha offerto alla società rossoblu l'occasione per ultimare gli interventi sul manto erboso. La semina effettuata nelle scorse settimane ha dato i suoi frutti e il prato del San Vito Gigi Marulla adesso appare perfetto in ogni zona del terreno di gioco. L'altra novità è rappresentata dalla posa dei nuovissimi LED e delle sedute nelle panchine. Le poltroncine personalizzate sono un'altra miglioria che il Cosenza Calcio si è preso in carico di realizzare. Lavora a ritmo serrato anche il Crotone, che sabato alle 18 ospiterà allo Scida il Padova. Sarà la prima di 2 gare casalinghe che la squadra di Stroppa dovrà sfruttare per migliorare la classifica e invertire una tendenza negativa che fin qui non ha permesso di raccogliere risultati spesso meritati. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Persistono condizioni di tempo instabile per via della presenza di umide correnti di scirocco convogliate da un centro di bassa pressione attivo sul Mediterraneo occidentale. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani poco parzialmente nuvoloso, con possibilità dal pomeriggio di brevi piovaschi sul Reggino, Serre ed occasionalmente sulla Sila. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, eccetto il golfo di Corigliano che risulterà quasi calmo, venti deboli o moderati da levante o scirocco. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie come sempre per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.